Ho scombussolato. Uhm, sì, ho dei momenti dove si mi prende un po' tanto. Aggredita e picchiata selvaggiamente da due scippatori, è ancora molto scossa la donna di 40 anni, vittima della brutale rapina in via Schiavonesca a Ponzano. La signora è in bici e percorre la strada da Barruchella verso la scuola Gastaldo. La scena, immortalata dalle telecamere di videosorveglianza delle abitazioni della zona. Pochi istanti dopo si vede uno scooter grigio scuro con in sella due uomini. Entrambi indossano tute nere e casco integrale grigio. Hanno appena incrociato la donna e l'hanno individuata come vittima perché invertono il senso di marcia nello slargo d'accesso ad una casa, ma prima di partire si fermano, uno scende e alza la targa. Pochi secondi dopo tentano di scippare dal cestino della bici il marsupio della signora, ma lei reagisce e trattiene il borsello, come ci racconta al telefono il compagno della donna. Lei ha afferrato il marsupio, in quell'istante si vede che il secondo erano in due sullo scooter. Non si vede che non se l'aspettava, è caduto indietro. Poi, che lei non lasciava il marsupio, l'ha dato pugni e calci. Pugni e calci sferrati senza pietà alla testa, al corpo. La donna terrorizzata urla chiedendo aiuto. Ad udire le grida un'anziana residente proprio davanti al luogo dell'aggressione. Questa signora chiamava: aiuto, aiuto, aiutatemi. Nel frattempo che io sono arrivata qui al cancello, è arrivata una macchina, una signora, e si è ferma. E così a me ha ricorso tutto a dare un fiato d'acqua e tutto quanto, per lavarle giù le mani, era piena di sangue dappertutto, perché non so se sia stato dal naso o dal zigomo che io avevo rotto, perché ha pestata, ha dato botte in testa. Subito sono stati chiamati i sanitari del 118 e di carabinieri che ora conducono le indagini sull'episodio. Dopo il pestaggio e la rapina, i due malviventi sono scappati a tutta velocità sullo scooter. Arrivati all'incrocio della scuola, sono stati notati da un testimone che ha sentito urlare «Va di là!» e li ha visti sfrecciare verso il baston. Gli inquirenti stanno passando al setaccio le immagini della videosorveglianza ed indagano anche su un altro scippo con analoghe modalità verificatosi circa un'ora prima a Montebelluna, dove un uomo è stato rapinato del marsupio, non si sa se dagli stessi malviventi.